Rivelazioni di Gesù a Luisa Piccarreta sulle anime dei defunti che si trovano in purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Luisa Piccarreta, che è stata una mistica vissuta tra il 1865 e il 1947, originaria di Corato. È stata riconosciuta serva di Dio dalla Chiesa cattolica ed è stata una terziaria delle Figlie di Maria. Nel corso della sua vita ha ricevuto le apparizioni di Gesù, della Vergine Santissima, che le hanno rivelato dei messaggi molto importanti che la Piccarreta ha raccolto in vari volumi, di cui uno molto noto è il Libro di Cielo. Per quanto riguarda le anime dei defunti che si trovano in purgatorio, ecco quanto rivelato Gesù alla mistica Luisa Piccarreta. Dice Gesù: la carità più gradita al Signore è soccorrere in primo luogo le anime del purgatorio e in secondo luogo quelli che sono in questa vita più uniti a me, che sono il Cristo e che sono nel bisogno. Infine bisogna soccorrere chi non è unito a me, a seconda del tipo di aiuto. Ed ecco quanto rivelato dalla mistica Piccarreta, che ebbe una visione di Gesù. Continuando a vedere Gesù un po' adirato col mondo, io volevo occuparmi di placarlo, ma Gesù mi ha distratto col dirmi: la carità più gradita a me è per quelli che mi sono più vicini, onde i più vicini a me sono le anime dei defunti purganti, perché confermate nella mia grazia e non c'è nessuna opposizione tra la mia volontà e la loro. Esse vivono continuamente in me, mi amano ardentemente e sono costretto a vederle in me stesso soffrire, impotenti da per se stesse a darsi il minimo sollievo. Ah, come è straziato il mio cuore dalla posizione di quelle anime, perché non mi sono lontane, no, ma vicine, non solo vicine, ma dentro di me. E come è gradito al mio cuore chi si interessa a loro. Supponi, Luisa, che tu avessi una madre, una sorella che convivessero con te in uno stato di dolore, incapaci di aiutarsi da per se stesse, ed un altro estraneo che vivesse invece fuori della tua abitazione, in uno stato pur di dolori, ma che si può aiutare da per se stesso. Non gradiresti tu di più se una persona si occupasse a sollevare la tua madre o tua sorella, che l'estraneo che può aiutarsi da sé? E Dio, certamente, oh Signore. Poi Gesù ha aggiunto: la seconda carità più gradita al mio cuore è per quelle anime che, sebbene vivano su questa terra, mi si avvicinano quasi alle anime dei defunti purganti, cioè mi amano, fanno sempre la mia volontà, si interessano delle cose mie come se fossero proprie. Or, se questi tali si trovano oppressi, bisognosi, in stato di sofferenze, ed una si occupa a sollevarle e ad aiutarle, al mio cuore
riesce più gradita che se si facessero ad altri. Ora Gesù si è ritirato ed io, trovandomi in me stessa, mi pareva che non fossero cose che andassero secondo la verità, onde nel ritornare il mio adorabile Gesù mi ha fatto capire che ciò che mi aveva detto era secondo la verità, solo che rimaneva da dire sulle membra da lui separate, che sono i peccatori, e che chi si occupasse a riunire queste membra avrebbe fatto un grande favore e cosa molto gradita al suo cuore. La differenza che c'è è questa, che trovandosi un peccatore oppresso dentro ad una sventura ed uno si occupasse non a convertirlo, ma a sollevarlo e aiutarlo materialmente, il Signore gradirebbe più questo che se si facessero a quelli che stanno nell'ordine della grazia, perché se questi soffrono è un prodotto sempre o dell'amore di Dio verso di esse o dell'amore loro verso di Dio. E se i peccatori soffrono, il Signore vede in loro l'impronta della colpa e della loro ostinata volontà. Così mi è parso di capire. Del resto lascio il giudizio a chi tiene il diritto di giudicarmi, se va o no, o non va secondo la verità. Ricordiamo che per fare qualcosa di gradito alle anime del purgatorio e gradito anche molto al cuore di Gesù, perché chi aiuta le anime del purgatorio fa gioire il cuore di nostro Signore Gesù Cristo e anche quello della Vergine Santa, ricordiamo la necessità di recitare la corona dei 100 Requiem, scritta dalla Beata Anna Maria Taigi, che tante grazie ha fatto ottenere a molte persone, soprattutto le ha soccorse in tutti i bisogni materiali. Quindi recitiamo ogni giorno la Santa Corona dei 100 Requiem in onore delle anime del Purgatorio e facciamo dire il loro onore almeno una messa al mese. Vi ringrazio. Che Dio vi benedica e siano lodati i sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.